Wow 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 amici del grande wrestling, un saluto dal commendatore veneziano, sono su WWE 2K15 ragazzi, visto che abbiamo visto che la modalità legend, che la modalità carriera è un po' facilotta perché la difficoltà è normale, ho deciso di fare parallela a questa modalità, la modalità Universe Comendiana, però non chiaramente con il Comenda, se no è troppo ripetitivo, ma con Bill Goldberg scaricato dalla community e l'ho depotenziato chiaramente. E torna alla WWE, insomma, non più giovanissimo, vuole tornare a conquistare il titolo. Le difficoltà leggenda, ho anche cambiato un po' i parametri delle barre proprio per renderlo ancora più difficile, sarà durissimo a mio parere, però proviamoci. Siamo a Raw, ho visto che la modalità Universe sembra migliorata rispetto all'altra, non l'ho mai provata, e niente, andiamo ragazzi, chiaramente noi possiamo giocare solo i match con Bill, tutti gli altri li simuliamo e ce li guardiamo comunque qua con noi. Al primo match ho scaricato anche Eddie Guerrero, Age e Chris Benoit. Allora, primo match Guerrero vs Santino Marella. Ok, vediamo, questo è da simulare chiaramente. Vince Eddie Guerrero la rasa. AJ contro Nicky Bella. Ah, questo me lo godo. Vince Nicky Bella. Tag team Jay Uso, Jimmy Uso, Lick Harper, Harry Crowman. Purtroppo non li conosco tutti perché è da un po' che non guardo la WWE. RVD Rasev vince Rasev. Match rivalità. Brock Lesnar, Roman Reigns. Lo simuliamo. Vince Roman Reigns, incredibile. Avanza. Siamo al main event. Age Santino vince Age. Randy Orton Daniel Bryan e Batista Kane va a vincere il buon Batista. CM Punk Eddie Guerrero a SmackDown. Vince ancora Guerrero, Nikki Bella Naomi, AJ Brian Bella, Booker T contro Barrett mi sembra, vince Booker T, Mark Henry Cesaro, Mark Henry, niente, Goldberg ancora non si vede. Kofi Corey Graves, vince Corey, Trot, Chris Benoit, Ryback e Fandango, vincono Ryback e Fandango, Luke Harper, Jamie Uso, RVD, Goldberg e ragazzi, inizia. Però c'è una notizia non letta, aspetta un attimo. Allora, vediamo. Luke Harper hanno iniziato i loro giochi psicologici per allenare la strategia del duo Uso. Ok. Disputa match. Harvey D. Goldberg. E si parte, ragazzi. Siamo a Raw. Questa sera Rob Van Dam, Bill Goldberg. Grande rientro per il grande Pierone Bill Goldberg, perché per me è ribattezzato Piero. E vediamo come parte questa modalità Universe. Sarà dura abituarsi a livello leggenda, come parametri ho 80, che insomma non è malissimo, però non è neanche una roba incredibile, contando che ho anche cambiato i parametri, le barre, proprio per avere più svantaggio. Mi devo fare il... No, ho messo le cose, le entrate, no, cazzo. Vai, vai, vai. Dai, fioi, dai, che adesso voglio assolutamente portare la modalità Universe al massimo. Devo conquistare assolutamente il titolo. Voglio e pretendo il titolo. Se magari ti muovi anche, grazie. Ok. Spero di poter scegliere adesso il mio personaggio. Cosa c'entra? C'è anche Rusev, ragazzi. Ecco Goldberg, ragazzi. Ecco Piero. Eccolo qua che rientra. La folla è incredula nel vedere Bill Goldberg. Allora. Partecipa. Goldberg. Vai. Perché mi dice... Ah, forse devo rifarla sta roba. Vai. Grandissimo Piero. Dai, che le so ste robe. Eccolo qua, va a vincere Rob Van Damme. Ancora Rob Van Damme, se dura fioi, è molto dura adesso. Rob Van Damme massacra Goldberg per adesso. Io sono già a 103, vorrei che c'è qualche... Ho qualche vantaggio. No, vaffanculo Rob Van Damme, dai. Mamma mia, più impossibile. Rob Van Damme butta Goldberg, attenzione. Bravo Goldberg. Vai Bill. Attenzione Bill, ancora prese. Ancora prese. Porca puttana, oh. Bravo Piero.
Rob Van Damme però ce la fa, mamma mia che match. È iniziato veramente un match abbastanza, era abbastanza lento. Aia. Tante prese così. Vai Bill. E Bill c'è. E vaffanculo Rob Van Damme, porca troia. Vai Bill. Bill è tornato a Raw, ragazzi, dopo anni di inattività. Attenzione. Eccolo là. Bravo, bravissimo. Ah, con me Rusev là. Grande. Grande. Molto bene. Cominciamo già con un'alleanza, ragazzi, questa modalità Universe. Goldberg è sul ring e sta aspettando di vedere cosa succede. Parto già bene comunque. Sono già avvantaggiato. Aia. Merda, troppo tardi. Perché non mi va la fuga? Mamma mia, figurate che roba, adesso un livello di difficoltà impossibile, ragazzi. Aia. Mamma mia. Perché non c'è la fuga R? Che cazzo di testo è la R? Vaffanculo però. Cosa succede? Attenzione. Rob Van Damme si distrae, Rob si distrae. Attenzione Van Damme, Goldberg. Butta giù Van Damme. E si gode. Aia. Aia. Eccola. Maledetto Rob. Ah, Dio mio. Vaffanculo. Vai Bill. Vai Bill. Pam! No, me l'ha parata, ma dai! Non ci credo. Sbraccio impossibile però, Adesso è abbastanza impossibile giocare così. Grandissimo, finalmente, Spear. Mossa finale, attenzione, prova la Jackhammer. Attenzione, Goldberg prova la Jackhammer. Mamma mia, vai Bill. Vai Bill. Vai Bill. E Bill Goldberg, forse ce la fa. Forse ce la fa, yahoo! Vai. 1, 2, 3. E Bill Goldberg ce la fa. Grande Goldberg con l'aiuto anche di Rusev, però, o Rusev. Grande Bill, e si parte col botto. E si parte con il botto. Grande Bill. Complimenti a Goldberg, ragazzi, che ce l'ha fatta anche grazie a molti aiuti, però, perché devo dire che ero già praticamente con Special, ero già praticamente con tutto, porca puttana, per fortuna. E si parte bene in questa modalità Universe, si parte al massimo, yeah. Ok, notizie non lette. Il match dopo andare è finito bene a causa dell'estazione di rivale raso. Ciao. Ok, mi sembra molto più bello questo della modalità carriera. John Cena, Roman Reigns. Grande John. Ok. Adesso abbiamo Santino, Ryback. Vince Ryback, Roman Reigns, Hulk Hogan. Sconfitta per Hulk Hogan. Daniel Bryan, HBK. Va a vincere HBK. Siamo a SmackDown. Triple Threat, vince Sando. Santino, Tyson Kidd, vai Tyson. AJ, Brian Bella. Booker T. Ok, Barrett, vince Barrett. Mark Henry Gold, sta incredibile, vabbè. Programma. Ok. Yes. Torniamo a Raw. Titus O'Neil, Sando. Triple H, Ambrose. Ok. RVD.
Attenzione, se c'è la sfida praticamente RVD, Rasev è per quello, bene, ho capito. Dai, finora vedo una certa coerenza. Sto cercando di capire anch'io perché non l'ho proprio mai giocata la Universe quest'anno. Brock Lesnar, John Cena, ok, ciao. Main event. Oh, vince Hulk Hogan, Daniel Bryan, HBK. Notizie. Rasev ha attaccato la Van Damme prima del match. C'è proprio una bella rivalità, eh? Ok. Del Rio Big E. Tag Team. AJ Brian Bella. Booker T. Mark Henry Cesaro. Del Rio. Ok, finito. Sandon vince. Snuka vince. RVD. Rusev. Questa veramente è una bella rivalità. John Cena, Brock Lesnar. Non ho capito se poi... No, ho sbagliato, porca troia. Volevo fare un'altra cosa. Sto cercando anche di imparare, chiaramente, perché lo vedo molto diverso dal 2014, eh. Attenzione, il blocca attacca John Cena intanto, prima del match. Simula match, però sì, perché io devo usare solo Goldberg. Devo usare solo il grande Pierone. Darren Young, Jay Uso. Perché sono da così? Poi devo tornare al menu principale, cazzo. Devo tornare al menu principale. Porca troia. Se non ho capito il perché non riuscivo a uscire dal ring. Cioè, se mi sbatte il tasto, teoricamente dovrebbe essere analogico destro, non capisco il perché. Allora, esci. Grazie. Perché posso usare solo Pierre Bill Goldberg. Perché lui è Pierre, ragazzi. Ricordatevelo che il soprannome del comandante dato a Goldberg è Piero. Ok, disputa match. Ciao. Hulk Hogan Battista. Ok. Siamo a SmackDown. Sandon vince. Oh, match contenente penso per il titolo femminile. Nikki Bella ha perso, peccato. AJ Bryan, ok. Booker T va a vincere. Cesaro va a vincere. Finito. Extreme Rules, primo pay per view, chiaramente non ci sarò. Divas. AJ mantiene il titolo. RVD. Rusev Extreme Rules. Vince Rusev. Tag team. Attenzione, perdono il titolo, incredibile. Booker T perde con Barrett. Mark Henry Cesaro vince Mark Henry. Hulk Hogan Randy Orton vince Randy Orton, incredibile. E match per il titolo John Cena Brock Lesnar. Vince ancora Brock Lesnar e mantiene il titolo. Andiamo a vedere tutte le varie notizie. Brock Lesnar ha difeso il successo. Mark Henry si è aggiudicato il titolo. Barrett ha vinto con un attacco post match. Hanno difeso il titolo anche gli user, erano campioni. Rusev batte Rob Van Damme. AJ ha difeso. Ok, perfetto. Perfetto. Raccolta storia, cos'è sta roba? Cos'è sta roba? È una serie committiva invece... Boh, vabbè, questa cosa me la spiegate voi ragazzi perché adesso devo andare avanti qua. Disputa match. Chris Benoit. Rey Mysterio. Niente, non mi vogliono far giocare, porca puttana. Benoit. AJ perde. Elimination Tag Team. John Cena CM Punk. Oh, fammi giocare. Titus O'Neill Goldust. Ragazzi, dovete voi decidere se volete vedere le varie simulazioni. Io lo sto facendo perché è il primo video, chiaramente. Rasev, Fandango. Niente, non mi vogliono. Battista è bello, HBK, Triple H. Non mi volete, non mi volete. Undertaker, oh, ho trovato anche l'Undertaker. Ok. Ma Brock Lesnar, John Cena.
È una bella rivalità lunga. Kevin Nash batte Big Show, John Cena batte Roman, Battista perde con Darren Young. Kevin Nash vince, Undertaker perde in un submission match. Chris Benoit Sheamus vince Sheamus. Niente ragazzi, vediamo un attimo le classifiche, scusa. Cerchiamo di capire. Allora, il buon Goldberg, siamo 35esimi, che sbaglio, non mi fanno giocare. Ah, però contendenti United States Champion sono terzo, ok. Allora, presto dovrei andare contro Sheamus, teoricamente. HBK batte Randy Orton, Battista, Stone Cold e Hulk Hogan, bellissimo, vince Hulk Hogan. Tyson Kidd, Battista perde, Kevin vince, Undertaker si riscatta. Payback, altro pay per view. Del Rio Big E. Tag team vince ancora la coppia Hughes, Cesaro, Mark Henry. Undertaker perde, incredibile, Seth Rollins, Randy Orton. John Cena, Brock Lesnar, la rivincita e Brocca mantiene il titolo. Oh, ci siamo. Andiamo sempre con qualcuno. Goldberg e Bo Dallas contro Trot. Ok, secondo match di oggi. Ripeto, raga, bisogna di capire se volete vedere le simulazioni, se volete vedere come volete vedere la modalità Universe. Secondo me la cosa migliore è proprio, insomma, tenere comunque un personaggio non nel comendone, perché ragazzi sennò mi stufo dopo, già che sono in un momento che faccio anche fatica a trovare idee, e comunque ho fatto più di 1500 video, non è neanche facile. Adesso vediamo, sono contro R-Truth. Io sempre con qualcuno, non capisco. Mi dimentico sempre di togliere via la cosa, l'entrata. Come. Comunque il primo match l'ho vinto, adesso bisogna cercare di vincere anche questo, cercare di scalare le classifiche, perché ho la possibilità del titolo degli Stati Uniti, sarebbe bello cominciare una sfida. Vai contro Sheamus. Allora partecipa, Goldberg, impatto normale. Vai. Vai triangolo. Vince lui, porca puttana. Bravissimo Goldberg. Vai Bill. Vai Bill. Ancora. Vai Goldberg, bravissimo. Bill! E Bill si incazza. E Piero Bill Goldberg si incazza, non lo trovo, porca trut. Dai Bill, grandissimo Goldberg, ancora prese. Vaffan zoom. Zoom. Eccolo qua. A pararla è difficilissimo, Fioi. Aia. Bravo Goldberg. E spear di Goldberg. Super spear di Goldberg. Vai Goldberg, incazzati. Questo match che si può vincere, cazzo. Bande Bill. E grande Bill. Con il suo 80. Mamma mia, lo sto spaccando, cazzo. No, però R-Truth. È difficile pararle, è difficile. Spiegatemi come uscire dal ring, porca puttana. Non mi ricordo più. Cosa fai, merda umana? Ma io sono Bill. Avanti il prossimo. Ecco, appunto. Ancora Goldberg si difende molto bene. Molto bene. Bravissimo. Calcione di Bill. Dai, cazzo, che sono molto più forte di questo, dai. Vai, che gli spacchiamo la schiena. La spacchiamo sta schiena. Vai, Bill. Ho anche un manager, cioè è incredibile vedere Goldberg con un manager, però va bene. Oh, boom! Spear! No, non ci credo. Non ci credo, me l'ha parata. Anzi, forse no, non so neanche se me l'ha parata, ho proprio sbagliato.
Eccola là. Devo imparare a usare il personaggio, troppo abituato con veneziano, cazzo. Troppo abituato con veneziano. Cosa sto facendo? Ma cosa sto facendo? Che cazzo? Ok, sono uscito non so come. Ancora parata, Trut c'è, e purtroppo il truttone c'è. Ancora, oh che sboro impossibile, fioi. Il problema nei match sono più combattuti. Abituato con un livello normale. È chiaro che ha un po' di problemi, anche se comunque il lottatore è più forte, anche se forse come parametri in realtà ne ha più lui, poi comunque sono partito con 80, però insomma è sempre Goldberg, è sempre il nostro pelatone. Muovite. Muovite vecchio. Vai, entra Bill. Vai Bill. Bravissimo. Vai. Vai cazzo, vai di Spear. Vai di Spear. Vai di Spear. Spear. Grandissimo Bill. E adesso Bill si incazza. Vai, carica la Jackhammer. Vai, carica la Jackhammer. Dai che possiamo farcela. Dai che possiamo farcela. Non ci credo, me l'ha parata il porco. Me l'ha parata. Non ci credo. Non ci credo, me l'ha parata. Adesso anche lui è la finisher, merda. Incredibile, vado a perdere, pazzesco. Devo migliorare tanto perché questo è livello leggenda, ragazzi. Questo è livello leggenda. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao!